I coordinatori Fabi dei gruppi bancari al tavolo con la segreteria nazionale presieduta dal segretario generale Lando Maria Sileoni per fare il punto della situazione all'interno del settore del credito e in particolar modo per spiegare e confrontarsi sul lavoro che la Fabi sta portando avanti all'interno di ogni realtà. Abbiamo lavorato bene, ora però è il momento di fare proposte e guardare oltre. Sileoni ha chiamato a raccolta i suoi dirigenti di gruppo, al centro le fusioni e le trasformazioni delle banche popolari in SPA, ma anche i piani industriali e la contrattazione di secondo livello. Ogni coordinatore ha portato la propria esperienza ed esposto la situazione all'interno del proprio gruppo, confrontandosi apertamente con i colleghi. Degli attuali gruppi ne rimarranno 7-8 e le banche punteranno al taglio del costo del lavoro, ha detto il segretario generale. Noi non tollereremo mai che a pagare siano i lavoratori. Con il contratto collettivo nazionale di lavoro abbiamo ottenuto delle garanzie, ora però dobbiamo ricordare in ogni singolo gruppo bancario che non accetteremo deroghe. Al centro della discussione anche la proposta del sindacato unitario. L'autonomia politica e finanziaria dei sindacati territoriali e dei coordinamenti di gruppo rimarrà invariata, ma potremo avere un sindacato unitario eletto dai lavoratori, ha sottolineato Sileoni, e gli accordi sui piani industriali sarebbero sottoposti a referendum. Infine, sempre rimarcato dalla Fabi, il nuovo modello di banca. La proposta l'abbiamo presentata in ABI durante la contrattazione nazionale, ha concluso il leader della Fabi. Adesso dovremo farla nostra in ogni azienda. Serve un cambio di passo dell'intero settore. Finché le banche continueranno a rincorrere il risparmio di breve periodo, questo cambiamento non ci sarà mai. Dobbiamo esportare in ogni gruppo la nostra idea di banca. Come sta lavorando la Fabi all'interno del gruppo Intesa? In che direzione? Abbiamo affrontato il problema dei riconoscimenti professionali dei lavoratori facendo un accordo che regolamenta le professionalità e i ruoli esercitati e un altro accordo che pone le regole di ridistribuzione dei premi variabili di risultato. Quindi insomma credo che abbiamo già fatto un passo avanti. Adesso il prossimo obiettivo nei prossimi mesi, entro la primavera del 2016, sarà quello di estendere l'accordo sugli inquadramenti e la valorizzazione delle professionalità anche ai restanti servizi centrali. Che cosa c'è sul piatto BPER? Allora, noi oggi stiamo ancora gestendo gli effetti del piano industriale. Abbiamo chiuso il 14 agosto un accordo sugli esuberi e a dicembre dovremo valutare chiari requisiti per poter uscire, perché noi dovremo diminuire di 581 risorse. Quindi i decreti attuativi che stiamo discutendo in questo periodo sono la costituzione di una società consortile sulle crediti a sofferenze, una ristrutturazione della società consortile, quella dei servizi, quindi BPER Service, e inoltre stiamo gestendo ancora le chiusure di alcuni sportelli, perché il piano industriale prevede la chiusura di 130 sportelli in tutto il gruppo e noi stiamo gestendo gli effetti quindi sui colleghi e soprattutto sulla mobilità territoriale che stiamo cercando di ridurre al massimo. Quali sono le problematiche del Banco Popolare, dubbi, incertezze e il lavoro che sta portando avanti la Fabi in questa banca che ancora non è stata toccata dalla trasformazione in SPA ma che sarà compresa a breve in questo tipo di operazione? Sicuramente le prospettive sono diverse, perché un conto è sposarci, diciamo così, con il gruppo UBI, un conto è sposarci con la Popolare di Milano. Quindi sicuramente la Fabi avrà un lavoro da fare in questo senso a seconda di chi sarà il partner industriale. Noi la trasformazione in SPA la faremo entro l'autunno dell'anno prossimo. Nel frattempo, per fine anno, abbiamo tutta una serie importante di accordi da rinnovare, tra cui le agibilità sindacali, l'accordo quadro che ovviamente sarà in funzione anche di quello che sarà il partner di fusione. Abbiamo il problema del fondo unico previdenziale, che questo effettivamente sarà il grosso problema che coinvolgerà tutto il quadro sindacale, perché da 5 fondi previdenziali delle attuali ex banche del territorio dobbiamo passare a un fondo previdenziale per tutto il gruppo. Quali saranno le ricadute del piano industriale su Unicredit e come le gestirà la Fabi? La Fabi le gestirà con il verbale di percorso che abbiamo stipulato l'8 di ottobre, dobbiamo gestire l'esodo, le uscite e ovviamente volontarie e incentivate. Questo è il percorso che ci siamo prefissati. Come sta intervenendo la Fabi insieme agli altri sindacati per ripristinare la gestione e restituire ai lavoratori ciò che gli era stato tolto? Allora stiamo lavorando per cercare, appunto, come dicevi giustamente, di ripristinare tutti quei capitoli di integrativo che negli ultimi 3 anni sono stati completamente, passare un termine un po' duro, rasi al suolo. Oggi stiamo lavorando sui capitoli di welfare, sui capitoli della mobilità, degli inquadramenti, che sono tutte tematiche per le quali cerchiamo di riappropriarci un po' delle argomentazioni. In particolar modo la mobilità lo vedo come un tema molto importante, perché riporta finalmente al tavolo tutta quella serie di tematiche che
ad oggi l'azienda si era fatta sua e gestiva nelle modalità che riteneva più opportune. Che cosa succede nel gruppo UBI? Nel gruppo UBI abbiamo da poco firmato un accordo sui social day, sui congedi parentali e sulla conferma dei CIA ancora per un anno, e a breve siamo in attesa di dare risposta a quei circa 400 colleghi che sono in attesa di andare in esodo, quindi in prepensionamento. Veneto Banca si trasformerà a breve in SPA. Qual è la situazione al momento? Ma siamo in attesa di vedere quale sarà l'esito dell'assemblea dei soci che si terrà il 19 dicembre, assemblea che ci aspettiamo piuttosto infuocata. E a questo si somma anche che la scadenza del contratto integrativo aziendale è prevista per il 31 dicembre e infatti in questo momento tutti i nostri sforzi sono concentrati per cercare di garantire e preservare le tutele di tutte le lavoratrici e lavoratori di Veneto Banca. Quali sono le questioni sul tavolo Unipol? Guarda, abbiamo appena chiuso un importante accordo per quanto riguarda gli esodi che sono previsti per circa 120-130 esuberi dichiarati dall'azienda su base incentivata e volontaria, e adesso stiamo affrontando il tema della Special Credit, la nuova divisione che si occuperà dei crediti deteriorati della nostra azienda e di guardare un attimino quelli che sono le prerogative delle nuove figure professionali che verranno create e che partiranno a breve. Su che cosa state lavorando in BNL? Allora, in questi giorni noi stiamo lavorando assieme alle altre organizzazioni sindacali all'interno di una nuova procedura, l'ennesima procedura, la terza direi quest'anno, e quindi dobbiamo definire le modalità di uscita di 280 colleghi che nel 2017 e 2018 dovrebbero raggiungere i requisiti per la pensione. Quindi si tratta di uscite su base volontaria incentivate. Dall'altra parte sono previste delle assunzioni, i numeri sono ancora in fase di definizione e il periodo che andrà coperto sarà comunque quello del 2017-2018. Popolare di Vicenza, dopo le vicende giudiziarie, che cosa sta facendo la Fabi al tavolo? Al tavolo la Fabi sta collaborando con le altre sigle sindacali per ripristinare la Banca Popolare di Vicenza. È un cantiere aperto, abbiamo in piedi un fondo esuberi, una ristrutturazione di rete, abbiamo dei nuovi arrivi al vertice, stiamo facendo molto lavoro. Con questo puzzle di accordi, contratti, incontri, trattative speriamo di riportare la nostra azienda sul mercato con delle potenzialità che per ora sono offuscate da questa situazione. Anche il Creval sarà coinvolto dalla trasformazione in SPA prossimamente. Al momento su che cosa state lavorando? Abbiamo appena definito l'importo del premio aziendale legato alla produttività dell'azienda, un accordo che è di soddisfazione per il sindacato e sicuramente per i colleghi che rappresentiamo. Assieme a questo abbiamo fatto delle estimazioni nel campo del welfare, andando a rivisitare alcune tematiche che erano in fase di attenzione e con soddisfazione. Quali sono gli argomenti sul tavolo di Carige? In questo momento abbiamo chiuso da poco la trasformazione delle filiali in hub and spoke e la riorganizzazione per quanto riguarda tutti gli uffici di sede. La cosa, soprattutto l'hub and spoke, dovrebbe servire a rendere un pochettino le filiali più elastiche e riuscire a poter lavorare in maniera migliore e riuscire anche ad avere un po' di diminuzione di carichi di lavoro che ultimamente erano tremendi. Per quanto riguarda la fusione, siamo impegnati adesso alla fusione di Cassa di Risparmio di Savona e Cassa di Risparmio di Carrara all'interno di Banca Carige. La cosa su cui noi puntiamo è quello che naturalmente non ci siano impatti, ma ci sembra che sia così per quanto riguarda questa fusione sui colleghi. Qual è la situazione in Deutsche Bank? Attualmente la Fabi è in forte crescita, quindi contiamo di proseguire su questo trend. Siamo sicuramente l'ago della bilancia fra tutte le organizzazioni sindacali e fortemente determinati a seguire i colleghi in ogni attività di difesa di quelle che sono tutte le prerogative che riguardano l'attività sindacale. Abbiamo da poco raggiunto, e la firma sarà fra qualche giorno, un nuovo accordo per la polizza sanitaria. Ci approntiamo ad affrontare il nuovo contratto integrativo aziendale nei prossimi mesi.